Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Avete sentito? Poi li condusse verso Betania e alzate le mani li benedisse. San Luca pesa le parole e con la scelta dell'espressione condurre fuori vuole evidenziare un esplicito riferimento alla vicenda dell'Esodo. Il popolo di Israele è deportato e ridotto in condizione di schiavitù in Egitto. Dio ha compassione di questo popolo e decide di liberarlo. Incarica Mosè di guidare la carovana dei fuggitivi e li conduce fuori da una realtà fatta di fango, di lavori forzati, di sfruttamento e di violenze. Quest'opera di Dio in Mosè continua in Gesù, nuovo Mosè, che ci conduce fuori da un vivere da schiavi per introdurci in un'esperienza di vita comunitaria liberata dal male, dall'odio, dalla violenza e persino dalla morte. Rischiamo di dimenticarlo, ma la più profonda delle nostre schiavitù oggi è quella rappresentata da un vivere senza cielo, senza Dio e senza finestre in grado di aiutarci ad oltrepassare il fitto buio della morte e del non senso. Dopo il Venerdì Santo e la morte in croce di Gesù, i discepoli sono sconvolti, spenti, immersi nel più cupo pessimismo. Si stanno convincendo che il cielo sia definitivamente chiuso sulle vicende della terra e si sentono soli, orfani e senza speranza. Ma non era così solo ai tempi di Gesù terreno. Quando San Luca scrive questo Vangelo, sono passati 4 o 5 decenni dall'evento della risurrezione e le comunità cristiane sono nuovamente piegate da fatiche, da persecuzioni e da violenze di ogni tipo. Si pensi alla furia dell'impero romano nei primi secoli della Chiesa, che si rivela sempre più prepotente e violento. A chi allora chiedere aiuto? Si dicono i cristiani a cui si rivolge San Luca. A chi domandare salvezza se anche il cielo è sordo, sbarrato e chiuso alle fatiche della terra? Ma capite che siamo anche noi alle prese con esperienze simili. Le tragiche guerre di cui siamo
tristi spettatori non solo non si avviano a qualche forma di trattato, ma sembrano allargarsi sempre di più. La pace è costantemente negata da un ricorso a costruire armi sempre più a lunga gittata. Il calo demografico ci presenta la società in Occidente e società e comunità umane sempre più vecchie e più bisogno di assistenti per i nostri vecchi, ma sempre più blindate contro ogni forma di immigrazione. Tanti, troppi giovani, hanno paura del futuro. Altrettanti fuggono all'estero e per le giovani coppie il figlio è un progetto che per adesso non trova spazio perché il futuro è incerto. Ecco perché Gesù, risorto, conduce fuori i suoi discepoli per portarli in un luogo dove cielo e terra sono strettamente connessi e in costante comunicazione tra di loro. San Luca, nel Vangelo che abbiamo letto, riprende l'immagine del battesimo di Giovanni Battista, quando vede i cieli aprirsi su quell'uomo Gesù in fila con i peccatori. E lui ha capito, e poi la cosa è diventata pubblica con la risurrezione, che il Dio di Gesù, ma anche gli apostoli, che il Dio di Gesù ci ha aperto definitivamente la strada che conduce Dio verso ciascuno di noi e che ci permette di arrivare al suo amore, a comprenderlo, per ricambiarlo verso i fratelli. Chi scrive però va oltre questa indicazione e con l'annotazione di Betania ci presenta Gesù che conduce i suoi dove lui ha vissuto le più intense esperienze umane, dove lui ha trovato affetto, riposo e amicizia, dove è iniziata la preparazione all'ultima cena e dove lui ha pianto con Marta e Maria la morte dell'amico Lazzaro. A Betania Gesù risorto, avete sentito, alza le mani e benedice tutto ciò che l'umanità vive, spera e soffre. Betania è il simbolo della vita carica di amore, di amicizie, di progetti, ma anche delle ferite che non si vorrebbero conoscere. Il Signore Gesù benedice chi siamo e dove siamo. Il suo staccarsi da noi per essere portato in cielo è il modo per dirci che da adesso in poi il Dio di Gesù è sempre con noi, in modo duraturo e continuo, per donarci il coraggio di tornare alla vita di tutti i giorni. Così riletta, la solennità dell'Ascensione non è una festa dal difficile significato teologico, ma al contrario è la risposta alle nostre ansie, alle angosce che questa società ci crea, alle paure, ai pessimismi, per dirci, uso un titolo di un film, che c'è ancora domani. Come direbbe questo film che racconta il voto delle donne del 2 giugno 1946 e dell'importanza di andare a votare sempre. C'è ancora domani perché Dio non è stanco di noi, perché la pace è ancora possibile, perché la nostra terra è definitivamente aperta al cielo e a Dio, quel Dio che ci ama,
ci cerca, ci perdona, ci benedice e che ci rende capaci di amare, di perdonare e di servire e di vivere soprattutto con tanta fiducia nel futuro di questo mondo. La preghiera che mi è nata è questa. Caro Gesù, la catechista ci ha detto che ai tuoi tempi la gente pensava al cielo e alla terra come a due mondi separati ed estranei l'uno all'altro. Ecco perché San Luca ha scritto che a Betania tu sei stato portato in cielo, per dirci che tu sei il Dio con noi, anche se sei in cielo. Tu, Gesù, non sei assente o estraneo dal nostro vivere sulla terra, sei sempre con noi. Ti prego, Gesù, aiutaci a far finire le guerre che distruggono la nostra terra. Donaci la tua pace, Gesù, e non permettere a nessun grande di far morire di fame adulti e bambini. Ti prego anche per mia sorella, Gesù. Ha 18 anni e l'hanno invitata alla celebrazione che si tiene in piazza per la festa della Repubblica. Le daranno una copia della Costituzione italiana. Come dice un film molto bello, vuol dire che c'è ancora domani. Grazie Gesù.